È partita ufficialmente Oltre le Vette, la rassegna tutta dedicata alla montagna attraverso lo sport, le arti, gli uomini. Venerdì 6 ottobre al Palazzo Fulcis di Belluno, in contemporanea con l'inaugurazione della mostra fotografica Dolomiti, il cuore di pietra nel mondo, si è svolta la cerimonia di apertura della 21esima edizione del Festival Bellunese. Ho fatto un po' di mostre un po' ovunque, tra Roma, Amburgo, Berlino, Vienna, per un'organizzazione come qua, visto raramente, ha funzionato così bene. Ci sono alcune foto proprio della Schiara che si vedono per la prima volta qua a Oltre le Vette. Scatti di tutte le Dolomiti, aerei con dei colori meravigliosi che rendono davvero anche le motivazioni alla base di questo riconoscimento internazionale, ma soprattutto rendono il senso delle comunità che le vivono e che le sentono parte della propria identità. La prima giornata ha visto la presenza del teologo Vito Mancuso, che ha portato ad Oltre le Vette una riflessione sul tema della responsabilità della bellezza. Responsabilità è un termine che rimanda a risposta. Una persona è responsabile nella misura in cui risponde. E quindi questo vuol dire, dicendo responsabilità della bellezza, che la bellezza anzitutto è una domanda che la vita ci fa attraverso le persone, attraverso l'arte, attraverso la musica, attraverso i paesaggi. È una domanda alla nostra interiorità e una persona risponde in maniera responsabile alla bellezza e rispondendo forse cambia e migliora. Aperta anche la mostra di Foulard delle montagne, una parata di oggetti di grande valore artistico realizzati dagli inizi del Novecento fino ad oggi. Grande attenzione del pubblico per il foulard a tiratura limitata, realizzato con l'immagine ufficiale di Oltre le Vette dalla ditta Bissoli su disegno di Martina Gennari. Oltre le Vette ha dedicato una serata anche all'Ultra Trail, la specialità di corsa in montagna che ha visto come ospite di eccezione Bruno Bruno, a raccontare i suoi record di salita e discesa nelle vette del mondo. Sempre a proposito di montagna, lunedì 9 ottobre al Teatro Comunale appuntamento con il videomaker Giovanni Carraro, che presenterà in anteprima assoluta il suo ultimo cortometraggio. Giovanni Carraro è il filmmaker ufficiale di Oltre le Vette, di solito lui è dietro la telecamera a realizzare i filmati che dopo troviamo sul sito internet, alla televisione, a disposizione dei tanti che seguono questa rassegna. Questa volta però, per questa edizione, Giovanni Carraro è anche davanti alla telecamera. Quindi ci metto la faccia. Ci mette la faccia. E come? Abbiamo il debutto di un nuovo lavoro che ho fatto, Col dei Boss, la montagna dell'Ambra. Parleremo di Dolomiti, dell'Ambra geologica di 230 milioni di anni fa, quella che probabilmente ci porterà almeno con la mente a passeggiare insieme ai dinosauri nella zona del... Ma anche di un'epoca molto più recente. E anche nell'epoca più recente, la Grande Guerra, che qui c'è poco da sorridere, ma parleremo appunto di cose tristi, ma anche di curiosità, anche se vogliamo allegre, i canti degli alpini. Quindi un gioco che è stato costruito intorno a una bella passeggiata. Ma dobbiamo dire dov'è? Non abbiamo ancora detto. Zona di Cortina. Diciamo così? Passo Falzare, mettiamola così. Continuano gli appuntamenti per Oltre le Vette che si susseguiranno fino al 15 ottobre. Il fitto programma è consultabile sul sito e sulla pagina Facebook.